hai questa esperienza con dei ragazzi che Sì, ex è tossicodipendenti. capitato tantissimi anni fa di essere contattato per fare uno spettacolo dentro una struttura che si occupa proprio di recupero di ragazzi un po' vittime della dipendenza da stupefacenti. E lo spettacolo che feci qui a Roma erano stati 20 ragazzi, andò particolarmente bene, tanto che il direttore di questa struttura mi volle poi per una riunione di tutte le strutture italiane all'arena del, di Jesolo, insomma, dove fanno il Festival Bar, insomma, ci incontrammo lì e io feci questo spettacolo per tutti i ragazzi che insomma, cercavano una riabilitazione. Pensa che il teatro possa essere utile, quindi? Bella, È uno strumento? il teatro serve a comunicare e da anni, anzi centinaia di anni è eh, la miglior formula comunicativa. Tu puoi vedere la televisione ma un elettrodomestico ti addormenti, il teatro invece ti coinvolge, vedi un attore che parla, insomma è un comunicatore che hai di fronte e poi serve perché il teatro mette insieme tutti i temi importanti della vita, l'amore, l'odio, la vita, la morte da sempre, insomma, i conflitti generazionali. Quindi il teatro serve comunque, poi dipende quale messaggio che vuoi dare.